deportazione degli ebrei e portarono a Roma anche il candelabro d'oro per le 7 braccia, 7 giorni della creazione. Ma questo non significa una rottura con il suo passato di studioso, perché lui viene attratto dai profeti di Israele e si fa cristiano proprio dopo aver conosciuto e letto la Bibbia. E negli anni 131-132 lo troviamo già a Roma, annunciatore del Vangelo agli studiosi pagani, insomma un missionario filosofo che parla e scrive. Nella prima delle sue 2 apologie onora la sapienza antica, lui è tutto pieno di Plotino, di Proclo, di Sant'Agostino, quindi di quella parte di filosofia che poi entrerà a far parte anche della scolastica. Al tempo stesso Giustino si batte anche contro i pregiudizi che l'ignoranza alimenta contro i cristiani, esalta il vigore della fede, anche nella persecuzione, la mitezza, l'amore per il prossimo, vuole sradicare quella traccia di nemici dello Stato che giustifica avversioni e paure. Il successivo dialogo con Trifone, una delle sue opere più famose, è invece la forma letteraria di una sua disputa a Efeso con un rabbino, nel quale Giustino illustra come Gesù ha dato adempimento in vita e in morte alla legge e agli annunci dei profeti. Predicatore e studioso itinerante, Giustino soggiorna in varie città dell'impero, ma è ancora a Roma che si conclude la sua vita. Qui alcuni cristiani sono stati messi a morte come atei, cioè sovversivi alla legge dello Stato perché non sacrificavano all'imperatore. A lui scrive una seconda apologia indirizzata direttamente, questa volta al Senato romano, e si scaglia contro un accanito denunciatore dei cristiani, il filosofo Crescente. Sappiano i senatori che costui è un calunniatore, già ampiamente svergognato come tale, da Giustino pubblici contraddittori, ma Crescente sta con il potere e Giustino finisce in carcere. Mai toccare gli uomini di potere. Anche lui, come ateo, abbiamo visto che è iniziato anche il processo a Palermo, anche questa è una vergogna perché si era costituito Borsellino, la famiglia, parte civile, ma è stata esclusa, ma intanto c'è Libera, l'associazione di Don Tocchi, che è stata accolta. Insomma, non vogliono parlare né dei cassetti vuoti della procura di Borsellino né della famosa agenda rossa, che non si sa dove sia finita. E vedete, la storia è antica, ma con i tempi moderni le cose non cambiano. E in carcere fu decapitato, martire anche lui che difendeva i cristiani. E fu decapitato con altri 6 compagni di fede al tempo dell'imperatore romano Marco Aurelio. Quindi quando andate a Roma e in piazza del Campidoglio vedete il bel Marco Aurelio a cavallo, sapete che anche lui come come Nerone ha perseguitato i cristiani. Lo attestano gli Acta Santi Justini et Sociorum, un atto del tribunale che è conservato e che ha un valore storico incredibile. Non c'è noto il luogo dove è stato sepolto. Anche la maggior parte dei suoi scritti è andata perduta per l'incendio, sapete, delle splendide d'Egitto, eppure la sua voce ha continuato a parlare. Nel Concilio Vaticano I i vescovi vollero che egli fosse ricordato ogni anno dalla Chiesa universale e il Concilio Vaticano II ha richiamato il suo insegnamento in 2 dei suoi testi fondamentali, la Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium e la Costituzione pastorale della Chiesa sul mondo contemporaneo Gaudium et Spes. La prima per l'annuncio, Cristo luce delle genti, e la seconda, la Chiesa nel mondo contemporaneo, anche nella politica, come gioia e speranza. Gaudium et Spes. Andiamo a vedere ancora una notizia solo di San Cataldo, perché sembra che l'immondizia l'abbiano raccolta e abbiano pagato. Ma guarda un po', questi neturbini hanno il potere di scioperare e noi rimaniamo soffocati come Napoli, come Palermo. Ma a Palermo avranno finito di raccoglierla. So che hanno mandato i mezzi, le ruspe, i mezzi degli eserciti per raccogliere i mucchi enormi di immondizia. San Cataldo. Comune di San Cataldo. Siamo in diretta. Siamo già in diretta? Sì, sì.
Eh sì, la prima notizia della prima pagina è che si va verso la normalizzazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Posso assicurare la cittadinanza, dice il sindaco Raimondi, che il servizio rientrerà nei parametri ottimali. Immediatamente verrà trovata anche una disinfestazione dei siti interessati dai rifiuti. Continuo sarà il monitoraggio della situazione al fine di scongiurare nuove emergenze. Direi che con questa notizia possiamo iniziare il nostro programma. Sono le 8:30 in punto e abbiamo una mezz'oretta per parlare di San Cataldo e non solo con Ubaldo. Posso ringraziare gli sponsor, no? O qua non si può. Per una volta facciamo un'eccezione. Sì, oggi l'ospite sarei io o saresti tu, vediamo, diciamo, No. oggi gli ospiti siamo noi. Entrambi. E intanto vieni più vicino, Sì. diciamo pure che siamo in diretta streaming su San Cataldo, Radio Amore? Radio Amore San Cataldo, da scrivere tutto unito sulla tastiera, Ah, quindi sul motore di ricerca interno di YouTube. sì, su Per andare YouTube. su YouTube, dopodiché motore di ricerca interno di YouTube, digitare Radio Amore San Cataldo tutto unito Sì. e trovate il nostro canale. E ci Noi siamo in vedete e ci diretta. sentite anche lì. Allora, ce l'hai fatta finalmente il giorno prima, ormai siamo alle porte. Ieri abbiamo fatto una prima riunione preliminare per organizzarci con gli spazi, con gli espositori. Abbiamo 15 iscritti, Buono. come inizio non è male. Porteranno dal bricolage all'antiquariato, ai prodotti usati comunque attinenti alla sfera della casa, al collezionismo, alla piccola bigiotteria, decoupage. Ma alimentari no, alimentari niente. No, alimentari no, non si possono vendere, avevo detto l'altra volta, né alimenti, quindi alimentari, materiale esplodente, armi da fuoco e animali vivi. Una persona al telefono, ma io se porto mio marito lo posso vendere? Magari. Se è usato, dice, ma è vivo, allora forse il regolamento non lo prevede. Va bene, No. allora intanto diciamo una cosa che può essere anche in tempi di crisi un'opportunità per risparmiare. Se uno va a comprare queste cose nuove le paga 100, se le prende lì le paga 20, le paga molto meno della metà e del valore. È un'occasione anche per liberarsi le cantine, tante cianfrusaglie che abbiamo in casa che non utilizziamo, ma magari può tornare utile a qualche d'un altro. Penso anche all'hobbistica, all'attrezzistica, Sì. anche all'antiquariato, però molte volte vedo pezzi di moto d'epoca, no? Pezzi di ricambio, anche per chi è amante di collezionismo, tutto questo che riguarda un po' il fai da te. Ma anche piccoli, molti sono anche piccoli artigiani che non hanno partita IVA, che però fanno ad esempio piccoli oggetti che possono essere diretti a fare piccoli oggetti in ferro battuto, di legno, quindi, oppure collane o anellini. Ci saranno anche queste tipologie. Loro chiaramente non rilasciano uno scontrino e se un oggetto è difettoso poi possono venire la volta successiva e cambiarlo direttamente col commerciante. Però non ho visto nello statuto, sarebbe stato bello magari mettere questa possibilità che un cliente, anche per una serietà, no? Sì, Del no, mercato lo stesso. il DPR 445 del 2000, che è la legge su cui si rifanno i mercatini dell'usato, non prevede rilascio di ricevuta eccetera, però se il cliente insomma lo chiede si può anche rilasciare una ricevuta formale di avvenuto acquisto. Sì, questo è possibile. Buono. Il cambio dell'oggetto, se non funzionante o se poi uno scopre che è rotto, difettoso. Certo. No, vabbè, sai qual è il problema per tutti gli strumenti elettrici? Che sì, se sono strumenti elettrici, certo. Ci vorrebbe una presa lì esterna, che mi sembra che poi nella villa ci sia la laccio, per provare il trapano, il giradischi,
non esistono più. Va bene. Che cosa mi dici invece, così, di questi 15? Hanno accolto con entusiasmo, vogliono partecipare proprio. Poi è un momento di incontro con la cittadinanza. Verranno fra un po' pure da Serra di Falco, immagino, dai paesi Sì, vicini. abbiamo iscritti da Serra di Falco, Sommatino, Barrafranca, il gruppo più nutrito è di Caltanissetta, ma anche di San Cataldo, cioè abbiamo preso un po' vari paesi. Siamo i primi e non esiste una cosa del genere neppure a Caltanissetta. No. Mentre in tante città del nord il mercatino dell'usato della domenica è già una realtà. Io per esempio in Sardegna vedo che ce ne sono addirittura a Cagliari più di uno e diventa per la gente un motivo di uscire, di passeggiare, di vedere anche cose nuove. Una fiera domenicale, una fiera... Tra l'altro mi dicevano forse è l'unico dove per partecipare come espositore non facciamo pagare niente, quindi è totalmente gratis. Infatti, sì, pure perché si meravigliavano di questo. Quando tutti quelli che mi hanno chiamato per avere informazioni per partecipare, la prima cosa che mi chiedevano: ma quando si paga? Non si paga, però devi tenere pulito. Sì, quando certo. te ne vai devi raccogliere le cartacce almeno Certo, intorno al tuo stand, alla tua esposizione. Sarebbe bello che andandosene tutti questi esercenti e non lasciassero pulita la villa e la strada. Credo che questo sia un fatto di igiene, se no poi il comune deve mandare a visita. No, c'è abbastanza, ho visto delle persone abbastanza collaborative, quindi, che hanno accolto con favore questa iniziativa, vogliono partecipare. Adesso iniziamo, dico, non abbiamo grandi mezzi, anzi abbiamo poco e niente perché abbiamo solo lo spazio a disposizione. Dopodiché vediamo se la cosa funziona e va avanti, magari chiederemo dei piccoli stand o comunque qualcosa per d'estate dei gazebo, insomma col sole diventa di mattina. Vabbè, le due prossime domeniche, la prima domenica di luglio e la prima di agosto, il mercatino si svolgerà nelle ore serali, dalle 18 alle 24. E lì però avremo bisogno di un po' di illuminazione perché... sì. Ma c'è nella villetta? Sì, però per ogni stand magari avere una piccola lampadina, un allaccio, un allaccio sarebbe... vabbè, queste cose vengono, l'appetito viene mangiando, piano piano. Penso che un'altra cosa sul quale puntare fin dall'inizio è che non vengano venduti oggetti rubati e non ci sia proprio ricettazione, evitare assolutamente questo reato di ricettazione perché poi credo che indisponga e rovini tutto. Il mercatino dal regolamento anche comunale sarà vigilato comunque dal corpo dei vigili urbani, comunque dico, sono rischi che stanno nelle cose, ma dalle persone che si sono iscritti, almeno abbiamo avuto modo di conoscerci, non ho visto... Si aggiungeranno, Ubaldo, degli avventori, perché uno quando vede l'occasione di fare un piccolo guadagno, sai, dico, se ora, noi lo stiamo dicendo alla radio, alcune persone non lo sapevano, e domani vogliono venire, tu hai un tavolino dove puoi scrivere in tempo reale anche domani qualche nuovo avventore? Sì, okay. Sì, questo si può fare, sì, certo. Dipende sempre dallo spazio che abbiamo a disposizione, però essendo che sono 15 gli iscritti, dico, lo spazio c'è, anche domani chi vuole si può presentare e dire io non ho fatto in tempo a presentare la domanda, quindi posso iscrivermi adesso, lo può fare tranquillamente. 2 fotografie? Ricordiamolo, compilare il modulo di iscrizione che al momento si potrà compilare, però deve portare 2 fotografie e una copia della carta d'identità. Anche questo ci dà garanzia sul discorso che facevi tu, sul materiale, possono portare materiale rubato eccetera, in questo modo noi sappiamo chi è l'espositore, abbiamo la sua carta d'identità, le foto, segnaletiche, tra virgolette, quindi dico, in questo modo è sempre più difficile che qualcuno malintenzionato venga ad esporre refurtiva o prodotti rubati. Insomma, abbiamo una sorta di tracciabilità del prodotto, prodotto a chilometro zero.
Ma sarebbe bello che qualche contadino, produttore... Hai visto questa disposizione europea per cui se uno ora si coltiva le insalate, i cavoli, i pomodori nel proprio giardino... qualcosa del genere è fuori legge. Non deve stare in terra. Appunto, io l'ho suggerito in tempi di crisi tornare a piantarci l'orticello, che diventa anche un risparmio non indifferente, e invece poi viene a scoprire queste cose. Ma non credo che può cambiare la cultura o puoi togliere a chi ha un pezzettino di campagna la possibilità di piantarsi il prezzemolo, l'insalata, un filare di pomodori, di peperoni, di fagiolini, che diventa anche un bel hobby, un passatempo, un contatto con la natura, un lavoro. Invece di pagare la palestra prendi un zappone e cominci. Che poi molti si lamentano e dicono: io ho un motozappo in campagna, me l'hanno rubato, io ho questi attrezzi, il motore dell'acqua del pozzo e me l'hanno rubato. La gente in questo momento di crisi è disperata proprio perché i ladri scassinano un po' tutte queste case in campagna, e chi abita in campagna molte volte non può uscire, non può andare in ferie, perché torni, trovi la porta aperta, magari ti hanno preso... magari non c'è niente. Cosa devono andare a prendere? Niente, uno che è tornato dallo weekend dice: non mi hanno preso manco le posate d'argento che mi hanno regalato il matrimonio, però mi hanno portato via il televisore 50 pollici. Quindi se vediamo un televisore 50 pollici al mercatino sappiamo da dove viene. Ieri ad esempio ho trovato di mattina, appena sono uscito per prendere la macchina, ho trovato la maniglia della portiera rotta. Quindi qualcuno avrà tentato di intrufare, comunque poi per rubare la macchina non credo, perché è anche vecchiotta, quindi non ci sarebbe, però di questi tempi tutto fa sostanza a quanto pare. Poi lo stereo non vale più niente, non è più un bene. Prima le aprivano per rubare lo stereo. Non lo so, magari era qualcuno che voleva ascoltare Radio Amore e così dice: mi porto via lo stereo della macchina e mi ascolto Radio Amore. Quindi a noi torna utile alla fine, aumentano gli ascolti, aumentano. Sì, anche perché gli stereo ormai, una volta dicevi bene, costavano una cifra, adesso con pochi euro insomma si acquistano. Oh, ma lo sai che vieni bene? Tu sei sei fotogenico. Sì, la pancia, sì, ma non c'è un tipo di telecamera di quelle che possono raddrizzare, raddrizzare le curve, e vabbè. Immondizia di San Cataldo. E poi che cosa organizza? Ora finiscono le scuole, no? Giugno, sbocciano i papaveri, finiscono le scuole. Tutti questi, ora cominciano i GREST, e meno male, ma che cosa organizza per esempio il comune per l'estate san cataldese, per i giovani e per i meno giovani? Guarda, al momento non ne ho la più pallida idea. Il manifesto arriva a Ferragosto. Sì, dopo un po' di tempo. Loro prima iniziano la stagione estiva e dopo arriva il manifesto, come tutti gli anni. Non so, c'è un discorso organizzativo da che dipende, questo non lo so. Qualche anno fa, diversi anni fa, c'era un bando che usciva per cui le associazioni, i comitati di quartiere potevano partecipare con i loro progetti, dopodiché si vedevano le risorse e si cercava insomma di accontentare tutti e far partecipare tutti per ognuno organizzare le proprie attività. Da un paio di anni questa cosa non si è fatta più, non so, sempre per mancanza di risorse, per mancanze organizzative. Sta di fatto che il cartellone arriva già a estate inoltrata. Quest'anno di certo so che ripeteranno l'esperienza dei teatri di pietra a Vassalaggi. Dopodiché ho avuto vari inviti da altri comitati di quartiere per riunirsi e vedere cosa fare. Però... Sono andati un gruppo di turisti che sono venuti da Palermo domenica scorsa, con degli amici che li hanno accompagnati, e hanno trovato l'erba alta. Questo è un problema dovrebbe essere... Il comune, chi è che deve provvedere alla pulizia del sito? Credo sia la sovrintendenza, ma non ne sono sicuro, però mettiamo condizionale. Vabbè, ma non fa, dico, non è una notizia. In quanto sito del comune di San Cataldo, certo sarebbe anche bello se il comune periodicamente, però già abbiamo l'emergenza continua in tutte le attività, figuriamoci se si può programmare della sciabatura periodica nel sito di Vassalaggi. Non fa notizia e non desta neppure scalpore o stupore
questo di Vassalaggi, ma invece quando vengono i turisti a Morgantina, dove c'è quella bella statua che è rientrata agli Stati Uniti d'America ad Aidone, Morgantina lo stesso è una steppaglia, uno vorrebbe andare a vedere, vabbè che poi ci sono due pietre, però proprio vogliamo puntare sul turismo e poi invece noti che viene così abbandonato tutti I nostri siti lasciano a desidero, ma ci sono anche delle indagini, insomma, dei sondaggi che hanno fatto degli enti certificati dove hanno rilevato che la Sicilia nel mondo è conosciuta ed apprezzata per il sole, per il mare, per i siti archeologici, però quando il turista viene e gli fanno la domanda: che cosa ti ricordi della Sicilia? La sporcizia. C'è una cosa impressionante. Come Napoli, Sicilia come Napoli, Napoli. E dopodiché dico, il passaparola cammina di questa storia, quindi noi non ci facciamo una bella figura. Io sì. Continua tu, ma io volevo chiederti una cosa proprio su questo, ma vai avanti. No, niente, volevo solo, se è possibile, ringraziare, per quanto sempre tornando al mercatino dell'usato, ringraziare comunque il Comune di San Cataldo che ci dà la disponibilità degli spazi della villetta Malavasi, poi l'associazione Fratres nella persona della dottoressa Pia Falzone che ci ha collaborato, l'associazione promozione Real Dream nella persona del presidente Francesco Lombardo, il comitato col presidente Maria Cinzia Scarantino e poi gli sponsor che insomma ci hanno aiutato in questa prima fase di avvio, che sono Lombardo Vini, Ottica Calà, Teresa Maira Calzature, Centro Revisione Faraci, Bar Sicilia, protagonista Farmakill, Bar Pizzeria Sant'Antonio, Millennium, Caffetteria Imera, Elettricità Genova Vincenzo, Xcel, Telefonia Internet, Bartalozzi Cartolibreria, Mobili Monaco, Rosticceria Don Bosco e Rivendita di Mino. Detto questo, io mi sono tolto insomma un debito di riconoscenza verso queste persone che ci hanno aiutato, quindi possiamo adesso proseguire. Di Mino aprirà la serranda, potrà vendere il mangime per i polli, le piantine di pomodoro che ora sono fuori legge e che non te le puoi piantare in campagna. Devo dire che Di Mino è stato sempre molto insomma, disponibile con le attività che abbiamo fatto sia col comitato sia con gli altri gruppi come il Giardino della Legalità. Lui insomma quando c'è ci fornisce le piante queste aromatiche per piantarle nel giardino, sì, molto collabora col Giardino della Legalità, sì. Diciamolo, è sempre lì a Santa Fara, sotto il parcheggione dove noi diciamo dove c'è il lavaggio, sì. Nel punto di riferimento subito dopo. Comunque ho visto che l'hanno pulito, sì. Prima era pieno anche lì di steppaglie e di cartacee, invece è stato pulito, forse in occasione del 23 maggio, della legalità. Sì, appunto. Guarda, la riqualificazione serve ed è servita, penso io, la riqualificazione come luogo, nel senso che avevamo quella villetta che era sempre abbandonata. Da quando abbiamo collocato, sempre come iniziativa nostra del comitato, la statua della Madonna, sì. Eccetera, qualcosa è cambiato, quindi c'è più interesse a mantenerla pulita. La stessa il chiosco è aperto? Il chiosco ha avuto diverse difficoltà e da notizie che ho dovrebbe aprire a settimane, se non è la prossima settimana, la prossima ancora. Quindi qualcuno può anche improvvisarsi e vendere delle bibite fresche, dell'acqua per gli avventori. No, più che altro il problema che mi facevano rilevare ieri gli espositori era la mancanza di un bagno. Dicevano, noi quando abbiamo bisogno che facciamo? Allora infatti un bagno chimico. No, c'è questo del chiosco che è il bagno, infatti adesso oggi lo chiamerò e gli chiederò se ci dà la disponibilità solo del bagno quantomeno per poterlo utilizzare. Allora io volevo suggerirti di chiedere al sindaco di chiamare questi dell'ex RIM, LSU, queste persone che in questi progetti comunali tengono pulite le villette e poi si siedono pure nelle villette a non fare niente tutta la giornata. Una volta che hanno finito la villetta possono spostarsi sia poi chi era Malavasi? Era uno musicista? No. Era uno scrittore? Era un politico? No, un imprenditore
un imprenditore non so esattamente, non mi ricordo adesso di dove, che è venuto a San Cataldo e ha aperto delle industrie, uno dei primi pionieri che insomma ha aperto delle industrie a San Cataldo. Mi sa che veniva dall'Emilia Romagna, un romagnolo, e cominciò le imprese con la lavorazione delle materie plastiche. Ne sai più di me? Sì, degli anni 50. No, aspetta. Vabbè, no, giusto per dare onore al merito. Se San Cataldo ha dedicato una piazzetta a questo personaggio, evidentemente è stato l'iniziatore di quel cimitero attuale che è oggi la zona industriale di San Cataldo, che ha avuto pure negli anni 70-80 un certo fulgore e ha portato lustro e anche un po' di piccioli alla cittadinanza. E se fosse continuata questa attività non avremmo tutti questi disoccupati o le persone che cercano lavoro fuori. Bene. Posso anticipare che già sabato prossimo, a proposito di imprenditoria abbiamo fatto, avremo in ospite un imprenditore di Caltanissetta, della zona industriale di Calderano, mi sembra, non di Caltanissetta, che è Vancheri, quello del caffè Vancheri, quindi ci parlerà un po'. Lui, siccome l'ho sempre seguito, è uno abbastanza combattivo, molto energico, e da un paio di anni che lo seguo, che nelle sue battaglie a volte sterili, tra virgolette, non per suo demerito, ma perché poi si scontra con una realtà, una situazione che sembra invincibile. Quindi ci verrà a raccontare un po' la sua esperienza e cosa sta facendo per il momento. Che poi magari lui il suo caffè lo vende in Calabria, sì, a Napoli. No, però all'estero addirittura, perché qua in Italia è difficile vendere. L'amaro Averna è cambiato completamente, sì, da 40 a 30 gradi, ora c'è la formula chimica. Però mi parlano di un altro amaro così, fatto in maniera artigianale a Caltanissetta, molto buono e particolare. Potremmo anche... E poi abbiamo le cucine Raimondo, no, abbiamo delle realtà che ancora lavorano e ancora reggono. Però guarda, nel 2013, quando ancora queste fabbriche che ci sono, perché alla fine noi li chiamiamo industrie, fabbriche, ma sono entità, no, sono entità che piccole e medie imprese si tratta, perché non arrivano a 15 dipendenti, quando si pone a 15 dipendenti sono casi isolati. Dico, non hanno ancora, come a San Cataldo mi dicevano che non hanno il gas, o Caltanissetta, sia Caltanissetta che San Cataldo hanno ancora problemi con la DSL, cioè internet, ormai se non hai internet sei tagliato fuori dal mondo, quindi come fai a lavorare senza un collegamento stabile? Devi stare con la chiavetta, sì. C'è una cosa impensabile. L'allaccio in fogna gliel'hanno fatto da poco, con sì, gli scarichi. Certo, magari hanno il capannone e poi mancano di queste strutture fondamentali che oggi permettono all'imprenditore di vendere. Ormai tutto viaggia attraverso internet, sia le commesse, gli ordini, come anche la spedizione, tutto, anche per essere in tempo reale in contatto con i fornitori, eccetera. Bene, se non abbiamo altre notizie chiudiamo qui il programma, perché alle 9 poi facciamo continuare i notiziari e il resto della programmazione. Tu non hai qualche altra notizia sulle novità di San Cataldo, qualche attività, cosa parte anche come lavori? No, posso dire che grazie, non grazie, perché comunque era nelle cose, ma dopo quella trasmissione che abbiamo fatto sulle miniere, sì. Abbiamo avuto ospiti del geometra Laimo di Caltanissetta e il geologo La Rosa. Poi c'è stato un consiglio comunale a San Cataldo su questo tema, un consiglio comunale che è stato richiesto dal gruppo di Riprendiamoci la città e che hanno parlato, cioè hanno poi sviluppato tutti i consiglieri una mozione comune indirizzata a tutte le istituzioni siciliane, dove insomma si fa richiesta di due cose fondamentali: una indagine seria su quello che effettivamente c'è,
e poi la bonifica quantomeno di quello che è evidente, che si parlava di quella montagna enorme di scarto di rifiuti della miniera che sta contaminando i terreni circostanti. Quindi quantomeno qualche cosa, insomma, riusciamo. Ora, se anche con quella diretta che abbiamo fatto sulla differenziata potrà servire anche da esempio per gli altri comuni, ben venga, insomma. C'è un sito, come si chiama? Comunivirtuosi.it, che attuano tutte queste determinazioni europee, ma che sono fondamentali per la salute pubblica e dei cittadini. Il comune ha dato in gestione una parte del parco urbano di Babaurra ai vigili del fuoco, e ho visto che lì in via Centopassi, Peppino Impastato, hanno già aperto un varco e almeno non ci sarà il solito incendio. Loro fanno esercitazione lì, però la regione ha dato tutto questo territorio al comune di San Cataldo per fare un parco urbano che ancora stenta a partire. Dico che poi non dovrebbe essere così difficile, dico, al di là delle infrastrutture dove tu puoi mettere panchine eccetera che hanno un costo, ma piantare degli alberi non credo che sia così costoso e così difficile. Dico, visto che ci sono i vigili del fuoco, potrebbero anche spianare un pezzo e renderlo fruibile per i ragazzi in motocross, bicicletta, con la mountain bike. Perché non fare un piccolo percorso mountain bike dove uno può andare lì anche, oppure altre città del nord ce l'hanno e sono organizzatissime, ai ragazzi piace molto lo skate. Anche allora, ho visto qualcuno qua in piazza Falcone Borsellino, sì, a San Cataldo, che si cimenta, però vogliono lo scivolo, vogliono sì, la rampa. Loro la chiamano la rampa di lancio, vogliono questo piccolo attrezzo che si può fare anche con pochi soldi. Che tra l'altro tempo fa ho mandato la segnalazione all'assessore Mazza di San Cataldo, sempre su un bando a livello nazionale dove davano fino a 100.000 euro, mi sembra, a fondo perduto, quindi tutti 100.000 euro per la costruzione di spazi, insomma, adibiti allo sport. Non so adesso, avevano 45 giorni di tempo, non so poi se l'hanno presentato o meno. Penso di sì. Quando l'ha intervistato qui, che ha detto che era preso dall'emergenza rifiuti, e molte volte uno con l'emergenza non può vedere l'ordinario. Speriamo che, finita l'emergenza dei rifiuti, si dedichi, ma che si dedichino quelli della regione a trasferire i bandi europei del Fondo Sociale Europeo ai bandi regionali per dare opportunità ai nostri giovani di lavorare. Bene, ti saluto, ti ringrazio, arrivederci a sabato prossimo con... Grazie a te, sabato prossimo con Vancheri, Salvatore Vancheri, imprenditore di Caltanissetta. Il sabato successivo ancora avremo l'onorevole Cancelleri, e quindi già si può parlare. E la sorella non... La sorella la inviteremo pure, l'avremo anche in studio, ancora non ho avuto modo di poterla contattare. E il sabato successivo ancora avremo invece il dottor Gallè, Giuseppe Gallè, che è il coordinatore provinciale del PD. Domani, dopo la messa, fatevi una passeggiatina a Santa Fara. Ecco, tutti a venire a vedere quantomeno il mercatino dell'usato. Grazie a voi e grazie a te, Enrico. Ciao, ciao.